Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso e finalmente siamo tornati qui su Round 2 Total War ancora una volta. Ancora una volta ragazzi siamo qui per suonare i culi degli avversari come dei tamburi perché tante robe da fare in questa puntata. Adesso vi spiego qual è il mio progetto. Allora, per quanto riguarda l'Africa del Sud, siamo appena reduci da uno scontro. Ecco qui la legione che ha combattuto, anche valorosamente. Se non l'avete visto il gameplay andatevelo a vedere, quello della scorsa volta. E è stato proprio un 3 contro 1 e l'abbiamo portato a casa. E adesso ci sono due unità nemiche che sono praticamente dei colabrodi, come potete vedere, che sono in fuga. E qui invece abbiamo la nostra legione che si è appena posizionata in questo punto proprio per bloccare il passaggio eventuale, ma in realtà non ci sono altre truppe nemiche, almeno non le vedo. E tra l'altro questa può arrivare massimo fino a qui, ok? E l'obiettivo è quello di prendere Tingis. Quindi potremmo o seguire questa strada, rincorrere rifugiaschi e prendere la città, porla d'assedio, oppure fare il giro, lasciare, bypassare la città e andare ad attaccare questo esercito qui, che è un po' una roba fine a se stessa. Però stavo riflettendo, sarebbe la cosa migliore secondo me, perché se noi attaccassimo la città, a parte che comunque si difendono con Tingis, dov'è qua? Con 17 unità, che per l'amor di Dio sono unità di guarnigione, però sono comunque 17. Se ci uniamo questa che è scatafasce e queste che sono comunque elefanti con esperienza, potrebbero darci delle noie, anche perché noi qua, esatto, siamo solo uomini, non abbiamo mezzi, non abbiamo niente. Potrebbe esserci un problema, ma la cosa più grande, il problema più grande non è tanto il fatto di non riuscire a prendere la città o comunque di porla d'assedio, è che questi potrebbero arrivare zitti zitti, di quatti dietro le nostre spalle, attaccarci mentre noi stiamo prendendo la città, con questi che non riuscirebbero a raggiungerli nello stesso turno e ci farebbero il culetto. Ma io invece voglio evitare questa cosa, voglio assolutamente, anzi voglio fare il contrario, sono io che voglio essere in numero maggiore di unità. Quindi la mia idea è quella di non attaccare la città, bypassarla, andare oltre il confine intanto che questa si recupera. Casomai poi loro con, non so se hanno magari questa legione da portare indietro, eccetera, dovessero attaccare questa zona, comunque sono difeso. Qui ci sono anche le navi, però sono difeso, ecco, quindi non mi sento neanche minacciato o scoperto. La porto da questa parte, in due attacchiamo questa legione, la facciamo fuori, con le forze rimanenti si attacca a Tingis. Questo è l'obiettivo strategico. Mentre invece in Iberia abbiamo appena liberato la città di Brigantium. Tra l'altro qui non so perché ci sono i Namneti, però sono nostri partner commerciali, quindi non ho particolari problematiche con loro. Pensavo di prendere la legione ottava ispana e andare a inseguire questa qua. È vero che la legione non è messa benissimo, perché comunque ha un po' di riserve che sono insomma così, però il mio obiettivo sarebbe proprio quello di scendere, colpire, andare a comunque passare da questa zona, lasciare i lusitani nel loro brodo per ora. Magari gli mando la spia per capire le loro intenzioni, però Brigantium non è per ora in guerra con i lusitani, quindi eventualmente non sarebbe, cioè li possiamo lasciare anche da soli. Diciamo che loro non sono in guerra con nessuno, semplicemente sono nostri alleati. E con la discesa della legione da questo lato e la discesa di quest'altra da questo lato, andiamo a puntare su Toletum. Direi che è la soluzione secondo me migliore. È chiaro che lasciamo tutta questa zona sguarnita, però ragazzi non ho legioni infinite. I soldi adesso ne sto accumulando parecchi, però non ho legioni veramente infinite. Cioè gli uomini sono quelli, non posso andare troppo a premere su questa cosa. Mentre invece per il resto direi che siamo a posto. Non vedo particolari problematiche di sorta nei vari luoghi. Sì, magari qua in Cisalpina ci siamo detti che c'era un po' di bordello, perché c'era un po' di maretta per quanto riguarda la popolazione. Però vedi che comunque adesso siamo in una stagione favorevole. Poi fra 4 turni si sblocca il terreno consacrato, che ci darà sicuramente una mano. L'unica problematica è qua, ma tanto abbiamo la nostra legione che si sta curando e sicuramente arriverà qui a mettere poi una pezza qualora ci dovessero essere delle problematiche. Intanto fatemi vedere, vabbè, siamo ancora lontani da avere
un contingente solido. Però secondo me si può fare, si può fare. Allora, ho parlato anche troppo, ho illustrato bene la strategia e ora andiamo avanti con il gioco. Malvenuti ragazzi, malvenuti. E il prossimo obiettivo è Cartago Nova, maledetti. Eccoli che arrivano, lo sapevo, guardate, manco l'avessi detto. Sapevo che sarebbero arrivati. Noi abbiamo un piccolo aiuto. Wow ragazzi, cosa facciamo se la giochiamo sta partita qua? Allora, se ce la giochiamo di sicuro perdiamo un sacco di uomini. Questa sarebbe proprio da fare una roba automatica. Però ragazzi, siamo solo un 2 Total War proprio per vedere il sangue. E allora sangue sia. 3 unità di elefanti ragazzi, hanno loro un sacco di cavalleria. Ma sono dentro al forte. Vabbè, allora questo cambia tutto. La domanda è, riusciremo a resistere alle cariche di elefanti che ci vengono addosso? Rimanete con me per scoprirlo. Allora. Wow, cosa c'è? La fine del mondo dopo questa collina? No, ok. Sembrava, guardate, sembrava non ci fosse. Vai. Allora, ci vediamo fra qualche minuto come consueto per la disposizione delle truppe. A dopo. A few moments later. Eccoci tornati ragazzi, questa è la formazione che ho scelto per il campo di battaglia. Allora, analizziamo prima di tutto il campo. Allora, è un campo molto molto favorevole per noi, perché da questo lato non ci attaccano, quindi ottimo, possiamo non coprire questo lato interamente. Abbiamo un lato frontale, un lato laterale e il dietro che spero non ci arrivino onestamente. Allora, come ho diviso le truppe? Molto molto facilmente. Allora, ho fatto 2 barriere qua che impediranno, rallenteranno comunque la corsa degli avversari verso questa sponda. E di qui ho piazzato tutte le trappole. Perciò se dovessero... Ah, tra l'altro anche qua non riescono a salire, ottimo. Se vogliono entrare dal lato frontale devono affrontare gli spuntoni che sono qua e... queste specie di stelline, diciamo che sono in realtà dei pali di legno, se non sbaglio, esatto, acuminati che faranno dei danni considerevoli. E ne ho piazzati ben 3 o 4, se non sbaglio, di trappole in questa zona. Questo lato è un po' più salvabuchi, ma abbiamo... Salvabuchi, scusate, tappabuchi. Ma abbiamo la cavalleria da questo lato che ci dovrebbe consentire un aiuto considerevole. Ovviamente la cavalleria, ragazzi, non devo fare uno scontro 1 contro 1 contro Cartagine, quindi sarà solo di disturbo, di supporto alle unità. Di fronte ho messo delle unità di legionari a esperienza intermedia. Dietro ci sono altre unità pronte a spostarsi sia nel lato nord che nel lato ovest e nel lato sud. E poi la legione più grossa, che è quella proprio i legionari esperti, invece li ho tenuti dietro. Questo perché? Perché voglio evitare che prendano le frecce che ovviamente all'inizio ci saranno, e che si mantengano belli integri, perché qualora dovessero cedere questi e queste qui, interverrebbero queste, e queste sì che sono difficili da abbattere. E poi ovviamente ai lati ho messo tutti dei veliti, perché dovrebbero tirare tanti di quei pilum da far desistere anche le cariche di elefanti. Vedremo se avrò ragione. Nel frattempo inizia la battaglia. Tra l'altro ringrazio per il suggerimento un utente che mi ha scritto, perché la scorsa volta non mi sono accorto, ma effettivamente ho lasciato la cavalleria con il cuneo volante, che per gli attacchi frontali è perfetto, ma per le virate è uno schifo. Infatti la scorsa puntata gli elefanti ci hanno raggiunto e ci hanno massacrato. Vediamo sto giro come vanno le cose. Allora, peccato che non ho una formazione efficace contro la cavalleria, gli attacchi di elefanti, eccetera. Vengono da noi. Vengono da noi. Allora, qui abbiamo anche il generale. Dai ragazzi, però velocemente mettetevi in formazione. A questo punto veramente cuneo volante, tutti dentro. Vorrei anche caricare cioè fare la carica, ma non so se... Andiamo a prenderli. Ok, primo scontro tra cavallerie. Pompiamoli a manetta. E via ragazzi, si va di massacro. Generale sotto attacco, ce ne freghiamo. Questi però adesso devono essere messi così.
Mamma mia signori, guardate. Guardate, guardate solo il tiro di Pilum che danni ha fatto. Compattiamoci e cerchiamo di resistere alle varie cariche. Intanto una cavalleria si sposta verso di qua. Io non vorrei mai che venissero a rompermi le scatole troppo, quindi mi allontano, ma magari rimaniamo sempre in zona torre, perché la torre ci potrebbe dare degli ottimi risultati. Andiamo a prenderli, dai. Andiamo a prenderli. Dai. Uno contro tutti, direi che è da prendere, assolutamente. Dai, ragazzi. Diamogli un po' di mobilità a questi. Scontro tra cavallerie, ragazzi. Potrebbe essere anche uno scontro a 6. Intanto qua mamma mia, gli elefanti. Portiamo avanti anche questa legione. No, le lasciamo qua dietro. Queste ormai hanno tirato tutto quello che devono tirare, perciò le mettiamo in testuggine e rimaniamo così per ora. Attenzione, le cavallerie che si sparpagliano. Rimettiamole in posizione. Togliamo il cuneo. Guardate che ritornano alla carica. Ripartiamo anche noi. Ok, perfetto. Togliamo questa brutta schermata. Un bel massacro qua, Un bel massacro, ma direi che ci siamo. Qui ci stiamo proteggendo. E vediamo. 133. Ok, va bene, dai. Ok, qui intanto continua la battaglia tra cavallerie, ma direi che l'abbiamo spuntata. Ah, arrivano i nostri rinforzi, perfetto. Ecco, devo andare a prendere questi arcieri. Ok, cavalleria a posto. Andiamo a aiutare loro. Anche se in realtà, no, ok, non ne hanno bisogno. Allora andiamo di qua e andiamo a prenderci questi arcieri. Ci posizioniamo un attimo. Mamma mia, che massa di cavalleria incredibile che abbiamo, ragazzi. Allora, io direi questa legione la mandiamo, perché c'è bisogno di rinforzare un po' il centro, mentre loro ci tempestano di tutto, pietra eccetera. Allora, adesso vediamo di fare una roba di fino. Andiamo a prenderci questa e con questa ci andiamo a prendere questi. Vediamo se riusciamo. Intanto loro arrivano dal dietro. Bene, un po' di supporto ci sta. Vedete qua si sono impantanati, ottimo. Mi tirano su queste unità, però resistono, quindi non c'è problema. Qua gli elefanti stanno dilagando. Gli buttiamo dentro ancora altre unità. E poi ne ho ancora un'altra di supporto, più altre due, perché direi che il fianco qua è abbastanza libero. Bene. La cavalleria ha fatto il suo corso. Andiamo a prenderci anche questi altri arcieri. Ragazzi, usciamo da qua però. Ragazzi, dai. Dai, forza, forza, tutti contro questa unità. E poi ci andiamo a prendere anche questa. Avete voluto lo scontro contro Roma? Adesso pagate. Pagate, pagate. Attenzione, perché qua gli elefanti continuano a rompere le scatole. Giriamoli, che dovrebbero tirare un po' di frecce. Qui intanto non vedo nessuno, quindi ottimo. Dai, tutti dentro. I nostri uomini vacillano. Però ragazzi, se mi fate... Oh, dai, ok. Uscite da questo pantano. Uscite da questo pantano, ragazzi. Forza. Adesso facciamo una bella carica qua dietro, Ci mettiamo qua in posizione. Questa cavalleria qua ha un po' subito. No, beh, neanche tantissimo, dai. Neanche tantissimo. I nostri alleati, tra l'altro, abbastanza utili, devo dire. Dai, dentro, forza. Ok, no, mi lasciate passare? Oh, grazie. Ok, allora la carica in realtà allora non la faccio su di loro. Andiamo a aiutare gli alleati nostri, dai. Passiamo oltre. Passiamo oltre. Passiamo oltre, mortacci vostra. Passiamo oltre. Guarda qua. Ok, e andiamo a aiutare i nostri alleati, che si sono addormentati nel frattempo. Bene. Ok, una di elefanti è andata. Anche loro stanno subendo un po' le conseguenze.
Spostiamoli, va, perché sono un po' impacciati. Ok, guardate, ottimo. A caro prezzo abbiamo cacciato sti elefanti maledetti. Ok, ricomponiamoci. Ancora altri elefanti in arrivo, ma direi che ci siamo. Cosa sta succedendo qua? Passiamo oltre e andiamo a prendere questi. Ok, non facciamoci intercettare, per l'amor di Dio, eh. Per l'amor di Giove. Dai, dai, dai. Dai, dai. Qua ci sono degli elefanti che sono inseguiti. Buono, dalla cavalleria, ottimo. Bravo il nostro alleato, che devo dire che sta giocando abbastanza bene. Tanto qui Roma sta... Dai ragazzi, avanziamo. Avanziamo, ok. Bene. Gli elefanti là sono stati cacciati. Ottimo. Ci sarebbe da cacciare questi. Adesso ce li andiamo a prendere. Facciamo, no, passiamo da qua. Facciamo il giro da questo lato. Facciamo il giro da questo lato. Andiamo a prenderci queste unità. Intanto, voilà come sfiliamo bene. Mamma mia, neanche fossimo dei modelli. Allora, dai. Dai. E ci mettiamo in posizione. Ok. E che palle questi, mamma mia. Cuneo volante. Cuneo volante. E via, dai, tutti dentro. Via, 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 prima che arrivino loro. Ok. Diamogli una bella distrazione a questi. Questi sono, boh, sono andati contro... Ah no, ok, vabbè, giusto. Ok. Togliamo la formazione, ci sfiliamo. Assolutamente. Via. Via ragazzi. Via. Via ragazzi. Ecco, sono fermati. Porca miseriaccia. Via, via, via. Niente, l'unica unità che non doveva rimanere è quella del generale, è rimasta. Porca miseria. Faranno venire il crepacuore a questo gioco qua. Allora, dai, 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 via, via, via. Dai, ragazzi, forza. Questi che si allungano, non so cosa stanno facendo, si sono strecciati. Ok, ci mettiamo da questo lato. Adesso arriva la parte più dura, le picche. Guarda, guarda cosa ho visto. Andiamo a prenderli, dai. Ma noi abbiamo ancora la prima corte pronta per l'assalto. Intanto stiamo iniziando a spingere anche noi. Bene, qua che viene attaccata. Ci mettiamo in formazione di cuneo volante, perché adesso gli entriamo dal fianco, che è un piacere. Anzi, ci mettiamo un po' più di lato. Questi intanto li hanno mandati in fuga. Bene, continuate a martoriarli se riuscite, perché non so se ci arrivate, maledetti. Però vedo le cose che non mi piacciono mica. Andiamo di qua. Anche tu. Vai a prendere questi. E qua, via. Si parte. Si parte. Si parte, signori. Lo scontro in battaglia. Dal dietro, dal dietro. Mamma mia. E si girano e scontro così. Mamma mia. Mamma mia, si sono cagati sotto, guardate. Gialli, gialli. Sì, però ragazzi dovete aiutarmi. Mannaggia voi. Torniamo indietro, dai. Allora, lasciamo la presa, perché infatti stavo dicendo che qua la paghiamo. Intanto questi hanno fatto il loro compito. Tornano indietro. Ecco, ci è andata via. Va bene, dai. Può succedere, tanto sono confidente che rientri. Questi se ne sono andati, ottimo. Portiamo il generale qua, perché hanno problemi di morale questi. Intanto continuiamo a combattere. Qua il gioco allunga le unità come se fossero degli stuzzicadenti. Porca miseria.
Adesso però sono arrivati questi qua, il frontale con questi. Potremmo, invece di creare il tappo, potremmo... Il generale nemico è morto, ottimo. Potremmo fare una cosa diversa, però adesso facciamo un bel cuneo volante, entriamo dentro ancora dal dietro. Questi li teniamo a supporto del generale, proprio faremo delle due unità che si sono assieme e faranno dei sacrifici per il generale. Adesso andiamo a prenderli dal dietro, vediamo se finalmente con l'attacco davanti e il laterale iniziano a dare... a vedersi un po' di risultati. Qua io vorrei quasi quasi arretrare, lasciarli entrare così li posso colpire da più lati. Dai, lo facciamo. Arretriamo un po'. Dovrebbe essere più semplice poi colpirli ai lati. Vediamo se ho ragione, perché loro si dovrebbero sparpagliare. Questi magari li spostiamo leggermente più avanti per fare un po' più di volume. Ok. Tanto cosa sta succedendo? Wow. Fermi. Ho lasciato un attimo le cavallerie e... è successo il finimondo. Raduniamoci un attimo, ragazzi. Questi sono veramente tosti. Non è mica finita, ragazzi. Non è mica finita. Non è mica finita. Questi, vediamo, dovrei riuscire a recuperarli. Questi potrebbero arrivare da qua. Vabbè, tanto ho questa prima corte. Allora, ci mettiamo tutti qui. Non avanzano tanto, va bene. Però siamo un po' più ampi, perché secondo me così è più facile per noi attaccarli. E adesso ci rifacciamo sotto. Allora, io direi queste qua che tanto adesso sono inutili, non stanno facendo più nulla, li utilizziamo. Vai ragazzi, uscite tutti. Ok, recuperata anche questa cavalleria. Non so chi è morto, se il generale alleato o no, non ho fatto in tempo a leggere. Questi dobbiamo toglierli da questa formazione perché il gioco come sempre mi regala sempre emozioni. Così, li uniamo assieme, ok. Eccoli qua. Eccoli qua. Dove cacchio stanno andando questi? Lo sanno solo loro. Guardate anche qua, mamma mia, che sberle che gli darei. Dai, carichina dal dietro. Carichina dal dietro. Al grido di battaglia, attenzione, caricata dal dietro. Mamma mia, abbiamo sfondato le linee nemiche, signori. Sfondate le linee nemiche. Rossi gialli. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Ok, stanno arrivando, forse. Se si degnano di raggiungerci. Ok, bene, vedete che sta funzionando questa tattica. Anche questi devono andare fuori. Ok, ci rimettiamo in formazione. Altra carica. È una giostra che va. Cuneo volante. Signori, ricarichiamo. Ricarichiamo. Voilà. Voilà. Alla testa del generale. Signori, si ricarica. Quando vedo queste scene godo. E mi lampeggiano. Sì, lampeggiano. Lampeggiano e vanno bianchi. Lampeggiano e vanno bianchi. Bravi ragazzi. Continuate a premerli. Però questi ok, via subito. Intanto sono arrivati queste unità. Via ragazzi. Via tutti. Perché questi stanno qua? Perché? Via. Vite col generale, dai. Ne abbiamo persa una. Abbiamo perso... No, abbiamo perso proprio l'unità del generale che fugge, infame. Allora, qui ragazzi... Allora, andiamo subito a prendere quelle fuggitive. Dai, l'unità del generale che se ne va. Agrippa. Agrippa, cosa hai fatto? Ti sei ferito? Dai, diciamo che... Facciamo finta che sia ferito veramente. Allora, strecciamole un po', perché così poi le aggiriamo. Andiamo a fare un giro a quest'altra parte.
Loro ovviamente ci cercano come le api con il miele, ma noi continuiamo la nostra resistenza a oltranza. Poi ragazzi ho ancora il pezzo forte, anzi quasi quasi il pezzo forte lo scateno da questo lato, non lo so. Ci spostiamo intanto, visto che loro inseguono la cavalleria, e noi ci spostiamo da questo lato. E andiamo a prenderci queste unità che fuggono. Poi boh, potremmo, adesso vediamo cosa fare. Intanto questi si posizionano e se ne vanno qua. Ok, vediamo, speriamo che non ritornino in battaglia, perché sennò la mia cavalleria è spacciata. Queste, che sono quelli buoni, ce li teniamo qua per ora. E adesso ragazzi, dal dietro, quatti quatti, facciamo un bel giro. Qui sembrerebbe buono, la cavalleria sarà esausta infatti. Ce l'ha addosso tutte la cavalleria. Dai, tutti dentro ragazzi, tutti dentro. Voi non pensate di passare di qua, che mi fate incazzare. Madonna, di qua dovete andare. Perché, no, 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 di qua. Non passate di qui perché ragazzi, questi se girano ci chiudono qua dentro e la storia è bella che è finita. Ok. Dai ragazzi, premiamo. Intanto continuiamo a vedere le torri che fanno danno. Andiamo a prendere questi. Non mi interessa di fare più danni possibili, voglio solo vincere la battaglia. Ok, e sembra che ci stia riuscendo. Intanto la prima corte è ancora l'unica che non è entrata in gioco. Tra l'altro ha un sacco di pilumi da sparare. Ok, perfetto, questa è instabile. Ottimo. Ce ne dobbiamo andare poi da qua, che l'unica fuga di qui qua non è percorribile. Quindi prima che arrivino dobbiamo spostarci. Ok, lampeggia anche questa, ottimo. Aspettiamo ancora un po'. Ok, sembrerebbe che se ne stia andando. Dai ragazzi, andate via da qua. Voi tornate qui e riposatevi. Ok. Ok, sembra che se ne vediano da questo lato. E allora continuo. E allora continuo. E allora continuo a martoriarli. Prendiamo anche questi. Ok, se ne vanno da questo lato, ottimo. E adesso ci facciamo un bel panino con questi. Facciamo un bel fronte compatto. Ok, perfetto. E poi dal dietro è andata ragazzi. È andata. Mamma mia, cavallerie ultra lampeggianti dei semafori. Ragazzi, battaglia terminata. La terminiamo. Non ho assolutamente voglia di continuare. Terminiamo la battaglia. Ragazzi, perdite 834 39, scusate. E altri 2005. Hanno combattuto bene, erano delle forti unità. Erano delle forti unità. Ottimo ragazzi. Wow, mamma mia, altro che inseguirli. Guarda qua. Guarda qua, li ho fatti fuori tutti ragazzi, incredibile. Certo, non ho più il reparto di cavalleria. Però, ottima cosa. Andiamo a... Wow. Wow. Allora, se li rilasciamo, loro... No, no, li uccidiamo. Facciamogli fuori il manpower. Wow, ragazzi. Che scontro. Solo che adesso... come faccio a devo cambiare i piani. Gli egiziani che ci danno una mano. A proposito di egiziani, sapete che sono il nostro prossimo obiettivo, vero? L'ho detto un po' così in sordina, così. A bassa voce. Pergamon ha terminato l'accordo. Perché? L'ha terminato perché tutti i miei alleati gli sono andati contro. Ragazzi, potrebbe scoppiare la guerra con Pergamon, Attenzione. Attenzione. Non ho neanche una legione là da quel lato. Zero. Zero proprio. Magari sarebbe il caso di qualche unità di lasciarla, cosa dite? Magari faccio una piccola legione, piccolina, piccolina, pochi uomini, giusto per essere pronti a qualsiasi evenienza. Che non mi piace tanto quella cosa lì che mi ha tolto l'accordo commerciale. Adesso provo a richiederglielo.
Allora, conflitto degli ordini. Un gruppo di artigiani greci si è offerto di strutturare diversi edifici. Sono più efficienti e meno costosi i costruttori locali, ma questi sono già mobilitati e hanno incitato agli altri plebei a protestare contro la presenza di stranieri. È evidente che c'è bisogno di fare qualcosa. Attendi, falli collaborare. Allontani i greci, raduna più greci. Falli collaborare assolutamente. Collaborazione è la cosa migliore sempre. Allora, missione fallita. Va bene, non mi interessa. Ok, c'è un po' di maretta anche qua. Allora ragazzi, questi reparti di cavalleria veramente gloriosi vanno però fusi perché così non hanno senso di esistere. Qua potremmo... Allora, questi sicuramente li fondiamo. Questi anche, mi verrebbe da dire. Ok, adesso ho delle forze abbastanza consistenti. Ah, tra l'altro sono anche... Ah... Andiamo sulla logistica assolutamente e andiamo a fare sì, più capacità di movimento che è fondamentale. Allora, togliamoci dal fortino. Ok, ora adesso loro sono nel forte, giustamente. Allora, fatemi vedere perché questa legione qua io gli posso togliere questi e facciamo che questa legione fa da supporto a questa, logisticamente parlando. Il problema è che questa non ci arriva in zona. Ok, va bene. Qui c'è l'altra spia. Allora, la spia, ragazzi, la mandiamo. Ma fatemi vedere. Ah, non posso più reclutarli, ok. Ok. Allora. Quindi l'ideale sarebbe attaccarli questi, ma come faccio ad attaccarli? Non posso. Allora, non posso. Ah no, ma questi sono i miei alleati, ragazzi, scusate. Ho capito una mazza. Ok, ah, ok. Allora non sono sotto attacco. Allora questi, ok. Allora si incontrano. Va bene, scusate, non avevo capito. Allora, portiamo questi al massimo di distanza. Ok. E facciamo uno scontro logistico. Allora. 1 hour later. Sì, perché queste due qua sono piene. Ok, facciamo così e poi ci riscambiamo il prossimo turno. E partiamo, perché teoricamente poi possiamo farlo. Ok, quindi questo è fermo a 19, meno 2 unità, sono 19, 17. Ok, va bene. La spia, ragazzi, dobbiamo assolutamente usarla. L'obiettivo sarebbe andare qua, ma non ci arriva. Quindi la mettiamo un po' a metà strada e vediamo... La mettiamo qua sopra. E vediamo un attimo. Intanto gli diamo questo comando e qui siamo a posto. Troppo ho perso un turno. Maledizione con sta cavolata che ho fatto, però va bene. Allora, non diamogli tregua, scusate. Continuiamo a rompergli le scatole. Ah, ci ha ferito la spia, maledizione. Maledizione. Spostiamoci da questo lato. Anche tu direi che sì. Ti fondi in modo tale da avere almeno un centro buono. Poi vabbè, queste qua ce le vediamo. La cavalleria anche quella sarebbe da fondere, però allora, liberiamo qui. Così poco va avanti. Mamma mia, così poco. E la madò. Madò, come fa così poco? Ma scusate, ma sto generale qua non c'ha... Dov'è che è qui? Ah, perché non c'ha nulla. È nuovo di zecca, va bene. Va bene, qui siamo a -1, direi che siamo sotto un ottimo controllo. Però, insomma, non è proprio una situazione delle più rose, eh? Non è proprio una situazione delle più rose. Queste due qua non so se unirle. Dai, le uniamo. Le uniamo, farà praticamente da supporto a questa legione molto più grossa. Tra l'altro guardate quanta cavalleria ha questa legione qua. Anche forse fin troppa, 5 unità sono tante per una sola legione. Qui siamo a posto, stiamo guadagnando una fraccata di soldi. Allora a questo punto veramente ragazzi... Allora, non so se metterla a Pupuldeva. Intanto facciamo un fortino un po' più grosso. Qui siamo in ottimo... Anche qui facciamo un fortino. Ecco, vedete, ho già trovato subito come spendere i soldi, ragazzi. Allora, prendiamoci qualcuno delle altre.
Fazioni. Wow. 6. Ah no, tu mi crei l'esercito assolutamente. Ok, sarà un esercito di guarnigione. Anzi, lo lasciamo fuori, come ha suggerito il gioco. Così non mi dà problemi alla popolazione. E lo riforniamo. Ah, posso fare anche una prima corte. Interessante. Però facciamo 2 cavallerie, 2 legionari e 2 di questi. Direi che un piccolo contingente che può andare a mitigare un po'. Ma chi è che mi ha tolto? Aspettate, perché io pensavo Pergamon, ma... Sì, Pergamon. Ah, non amichevole addirittura. Wow. Non amichevole, Pergamon. Vediamo che truppa... Ah, interessante. Interessante. Allora potrei effettivamente mettere una legione qua. Ah no, scusate, questo è l'Egitto. Scusate. Che l'Egitto per ora ci vuole ancora bene. Pergamon invece no. Ok, però diciamo che non devo... Non ho così tanta paura allora. Perché... Ah, qua. Qui. Si è liberato un territorio qui. Ok, quindi Pergamon. Mm. Ok, va bene. Va bene. Probabilmente perché... mi ha fatto questo scherzetto perché sono commercio con la Partia, probabilmente. Lui se l'è un po' presa. Siamo ancora alleati militari, probabilmente anche perché non... probabilmente anche perché non... come si può dire, ragazzi? Non sono mai entrato in guerra con lui, cioè nel senso mi ha sempre fatto un sacco di richieste, probabilmente adesso si è un po' rotto le scatole. Allora, sapete che io potrei quasi quasi rompere l'alleanza? Perché di fatto cosa me ne faccio io di avere un alleato qua che mi rompe solo le scatole? Potrei pensarci effettivamente, potrei pensarci di rompere l'alleanza qua. Tanto gli cieni mi darebbero il commercio. E io chi sono io per dire di no? Anche perché mi pagano. Anche se poi... Moderata. Beh, facciamogli una richiesta. Ah no, ok. Facciamogliene un'altra. Volete le mie risorse? Mi pagate? No, no, non hai capito niente, zio. Tu mi paghi. Eccolo qua. Ok, perfetto. Adesso commerciamo anche con loro. Interessante questa cosa. Interessante. Interessante. Ok, va bene. Ok, va bene, scusate, volevo guardare un attimo. Volevo guardare un attimo com'era la situazione. Allora, sicuramente poi libereremo un po' di legioni una volta finita la situazione qua in Africa. Perché comunque qua ce ne sono tre stanziate, ragazzi. Cioè, che sono veramente un'infinità. Va bene, allora, turno un po' più lungo per noi. Andiamo a vederci un attimo sta roba, ma non è che ci sia molto da fare. Io direi a questo punto facciamo fine turno e finiamo il gameplay che è andato oltre ogni aspettativa. Attenzione, attenzione, cosa sta succedendo? Ah, ci riprovano ancora. Rivolta a Iol, fatemi vedere, giusto per capire. No, e anche a Sagunto, vabbè, Sagunto non l'abbiamo vista. Sabotaggio militare. Ok, 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 un po' di roba, Un po' di roba. Questo è un problema. Vabbè, allora facciamo giusto lo scambio perché sennò altrimenti il prossimo giro magari me lo dimentico. Questi continuano a rimanere qua. Ok, chi sono questi? Dovrebbe essere i nostri alleati. Wow, qua non c'è nessuno, ragazzi. Vabbè, allora a questo punto, siccome non c'è nessuno. Allora, vediamo un attimo.
Fatemi vedere. Quella con le 2 cavallerie deve dare l'unità all'altra. Quindi queste le togliamo. Diamo una cavalleria. Questi. Ok, adesso... No, gli manca ancora un'unità. Porca miseria, cosa gli manca? Cosa gli diamo? Questa. Questa qua, va bene. Ok. E ora, ragazzi, si mette d'assedio Tingis, ma lo vediamo nella prossima puntata. Fatemi fare solo una cosa. Tra l'altro ci dà vincitori. Fatemi fare solo una cosa, se no veramente mi dimentico. Prossimo giro. Qua, 2 turni. Porca miseria. -1 di cibo? Porca miseria. Porcaccia la miseriaccia. Va bene. Queste si fondono. E adesso recuperiamo un po' di truppe, perché qui... Wow, posso fare un'altra prima corte? Assolutamente. E poi... Ah, ok. Ok, così. Scusate, ma fatemi vedere. Perché prima non mi... Ma porca miseria, non mi sbloccava. Allora, facciamo così. Perché questa cosa? Adesso me la lascio fare. No, ho sbagliato. Vabbè, ho tolto la prima corte. Pace Amen, ragazzi. Vediamo se riesco a recuperarla. No, non riesco più a recuperarla. Va bene. Vabbè. Ho fatto un casino come al solito, ma è bello il bello della diretta. Mettiamola così. Non deve andare sempre tutto liscio, se no ci si annoia. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Troppo lungo questo.